Una richiesta d'incontro relativo alle problematiche idriche viene formulato oggi dai sindaci dei comuni di Ribera, Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Caltabellotta, Calamonaci, Cattolica La Crea, Cianciana, Montallegro, Lucca Sicola, Santo Stefano di Quisquina e Villafranca Sicola. La problematica relativa alle risorse idriche del nostro territorio è un tema che sta allarmando le nostre comunità in riferimento all'emergenza per l'approvvigionamento idrico per usi civili che per usi irriguo e che l'intera regione siciliana sta affrontando. La drammatica situazione climatica derivante dall'assenza di precipitazioni autunnali e invernali, aggravata dalle temperature elevate di marzo e aprile, sta determinando, secondo i sindaci dell'Agrigentino, uno stato di crisi senza precedenti, considerando che con gli invasi letteralmente a secco è inevitabile il rischio di fare saltare il sistema di irrigazione delle coltivazioni per l'imminente stagione irrigua nei mesi estivi, compromettendo irrimediabilmente il presente e il futuro dei nostri agricoltori, rilevato che oggi una discreta quantità d'acqua continua a scorrere lungo l'alveo del fiume Verdura, perdendosi in mare da parte dei sottoscritti sindaci, dove sono state già avanzate diverse richieste e proposte volte a far sì che vengano messe in atto tutte le misure utili e necessarie affinché quanta più acqua possibile venga accumulata nella diga Castello, così da poter assegnare i volumi di acqua sufficienti a garantire la sopravvivenza delle colture del nostro territorio. In virtù di quanto sopra, i sindaci dei comuni che abbiamo appena citato chiedono con urgenza di essere ricevuti dall'onorevole assessore al ramo e che all'incontro partecipano anche il dirigente del Dipartimento delle Acque.